Ci troviamo a Borole, in provincia di Nuoro. In questa puntata visiteremo ben due monumenti. Il primo è il nuraghe Toscono e poi la tomba dei giganti di Santo Banzu. In mezzo a sta terra torrata, una torre sola in alta, un sarrio che la circonda e su sole chi la bacianta. Si tratta di due monumenti particolari, uno perché ha un'altezza residua di quasi 10 metri ed è veramente molto, e il secondo, la tomba, perché la sua stele è stata colpita da un fulmine e poi ripristinata. Ma andiamo a visitarli. Una forma che non muore mai. E sa terra chi cantato con la pace che la incanta, ogni pedra è memoria che racchiude una forza, una storia. Ci troviamo di fianco a questo gigante che mostra un'altezza residua di circa 10 metri, è stato costruito in basalto con dei blocchi di medie dimensioni e appunto ora proviamo ad entrare da quella che sembrava, diciamo, l'ingresso alla Tholos, ma in realtà è una breccia che appunto è aperta lungo la scalinata che porta verso la parte superiore. Io ci provo, l'apertura non sembra, diciamo, generosa e quindi è una prova quella che faccio. Speriamo di riuscire ad entrare. Ok. Cerchiamo di vedere bene dove mettiamo i piedi. Questa è sicuramente la scala che appunto dal basso porta verso l'alto. Ora cerchiamo di scendere. Scusate la lentezza, ma ci vuole sempre un ottimo grado di cautela. Ok, allora qui la scala termina e ci dovremmo trovare nella camera principale. Qui vediamo subito alla nostra destra una grossa nicchia, poi procedendo un'altra nicchia centrale ed un'ulteriore nicchia sulla sinistra. Come possiamo vedere il nuraghe è svettato, vediamo il cielo e degli abitanti che vi passano. A questo punto direi che possiamo provare a salire, non prima di aver provato a identificare questa qua giù come l'apertura forse originaria per l'ingresso,
perché comunque è dotata di un architrave veramente generoso e di una finestrella di scarico. Là dove il torrente cammina, una tomba in silenzio s'inchina, con s'anima chi si deporate e su tempus chi l'ha portat. Colonne in fila serrate raccontano vite passate, su riposo e scomente un'intrada per una via mai terminata. Essa terra chi cantate con la pace che la incanta, ogni pedra è memoria che racchiude una forza, una storia. Ci troviamo accanto alla stele centinata della tomba dei giganti di Sant'Ubainzu, una stele che misura più di 3 metri di altezza e che è stata ripristinata negli anni 60 in seguito alla rottura dovuta ad un fulmine. La stele, come tutta la tomba dei giganti, è stata costruita in basalto e trachite e, come tutte le tombe dei giganti, presenta appunto un foro alla base della stele, e poi possiamo vedere che l'esedra è solamente accennata. Adesso purtroppo l'erba è molto alta, la vegetazione è molto fitta perché ultimamente in Sardegna è piovuto parecchio, però comunque dobbiamo immaginarci l'esedra come questo arco che in qualche modo raccoglieva appunto e accoglieva le persone che venivano a fare visita. Questa tomba dei giganti, il suo sviluppo nella parte posteriore, quindi nella parte che accoglieva i resti dei defunti, è lunga circa 6 metri e appunto si sviluppa proprio in questo modo, in questo senso. Ricordiamo che la funzione della tomba dei giganti era quella di accogliere i resti mortali di diversi soggetti, quindi è una tomba collettiva a carattere familiare o di altre forme di aggregazione delle persone. Torre che dona la vita, l'altra è casa della dipartita, due scaras de uno mistero, una luce satera e seru. Si conclude questa puntata con la visita alla tomba dei giganti di Sant'Ubainzu. Dopo aver visitato anche Nuraghe e Toscono, si conclude così la nostra visita. Ci raccomandiamo, seguiteci sempre sui nostri canali e profili YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Venite a visitare queste bellezze e alla prossima. Ciao!